eterno, con la divina esaltiamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, dillo di un trono ti prepariamo, perché tua, Signore, sei Re. Gesù, ti adoriamo, proclamandoti Re. Tu sei qui, proprio in mezzo a noi, con la divina esaltiamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, e mentre noi ti adoriamo, vieni regna, Signore, su noi, vieni regna, Signore, su noi. Ti amo, Dio, la tua grazia non fallisce, tutti i giorni sono nelle mani tue, dal momento in cui mi sveglio fino al mio dormire, canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà. Amo la tua voce, mi hai condotto in mezzo al fuoco, nella notte buia, mi sei vicino come nessun altro. Ti conosco come padre, migliore amico mio, perciò canterò della tua bontà. In ogni tempo sei fedele, in ogni tempo sei così buona, con tutto il fiato che ho dentro, canterò della tua bontà.
tua bondade, canterò della tua bontà. Buongiorno a tutti, buongiorno nella pace del Signore Gesù, benvenuti alla preghiera del mattino. La preghiera del mattino è un programma dell'Esce Adamiti, Chiesa Evangelica, Assemblea di Dio, Arca Missionária Italiana. E noi siamo qua esta mattina per adorare e benedire il nome del Signore Gesù. Benvenuti a tutti che sono in diretta con noi. Vorrei salutarvi nella pace del Signore. Che gioia, che meraviglia poter essere qui con voi esta mattina per rendere gloria e onore al nome santo del Signore. Alleluia. Signore è grande. Continuiamo avanti con la preghiera del mattino. Oggi è giovedì, il 9 gennaio 2025. Siamo nel nuovo anno. Ancora devo abituarmi a dire 2025 e seguiamo avanti nel calendario nostro, ma nel calendario di Dio. Tu sai cosa c'è nel calendario di Dio per te? Gloria al Signore. La Bibbia parla di Ester, una donna fra i giudei che non era nella linea di successione. Una donna fra i giudei che non era preparata, non era capace di essere la regina, di assumere, di prendere un incarico nel regno. Molte volte noi ci sentiamo così. Noi davanti alle sfide diciamo non sono capace, non sono pronto, non sto pronto per queste cose. È vero, è come una mamma che è mamma per la prima volta. Non è mai stata mamma, ma imparerà a essere una mamma. Suo corpo, anche se lei non ha mai avuto quell'esperienza materna, si trasformerà. Alleluia. E come nella vita di una persona, di una donna che si trasforma e diventa una mamma, è la chiamata di Dio nella tua vita. Molte volte noi ci sentiamo che non siamo pronti, che non siamo capaci. Ma Dio che è grande, alleluia, Dio che è onnisciente, sa lavorare nella nostra vita. Capitolo 2 di Ester dice: dopo queste cose, quando l'ira del re Assuero si fu calmata, egli si ricordò di Vasti, di ciò che essa aveva fatto e di quanto era stato deciso a suo riguardo. Allora i servi del re che stavano al suo servizio dissero: si cerchino per il re fanciulle vergini e di bell'aspetto. Stabilisca il re in tutte le province del suo regno dei commissari, i quali radunino tutte le fanciulle vergini e di bell'aspetto nella cittadella di Susa, nella casa delle donne sotto la sorveglianza di Egai, eunuco del re e guardiano delle donne, che darà loro gli unguenti per purificarsi.
la fanciulla che piacerà al re diventi regina al posto di Vasti. La proposta piacque al re e così fu fatto. Nella cittadella di Susa c'era un giudeo chiamato Mardocheo, figlio di Jair, figlio di Shimei, figlio di Kish, un beniamita, che era stato deportato da Gerusalemme assieme agli esuli condotti in cattività con Jeconia, re di Giuda, da Nebuchadnezzar, re di Babilonia. Egli aveva allevato ad Assa, cioè Ester, la figlia di suo zio, perché ella non aveva né padre né madre. La fanciulla era avvenente di forma e di bello aspetto. Alla morte del padre e della madre, Mardocheo la prese come sua figlia. Faccio una pausa qua. Quando guardiamo la storia di Ester, vediamo una tragedia. Ester è nata in un momento molto difficile della nazione di Israele, in specifico di Giuda. Ester è nata in un periodo di una crisi spirituale, economica, sociale, aveva una guerra in corso. I giudei sono diventati schiavi, appartenevano allora a quei regni che hanno conquistato Giuda. E quindi Ester e la sua famiglia vivevano una crisi anche familiare, perché lei era orfana. Aveva perso suo padre, sua madre, viveva con suo zio. Lui lo ha allevata. Quindi non possiamo pensare che Ester non ha vissuto un periodo difficile e non è che non aveva dei problemi. Ester era una persona che era sfidata tutti i giorni davanti alla sua realtà. Lei vedeva la sua realtà e non vedeva in sé mai, certamente mai, ha pensato di un giorno diventare la regina della Siria. Gloria a Dio. Alleluia! La parola del Signore dice che mentre il diavolo ha pensieri di morte contro di noi, il Signore ha pensieri di vita per me e per te. Gloria al Signore. È così. Molte volte la nostra storia ci fa pensare, la nostra condizione di vita, la nostra realtà di vita ci fa pensare che la nostra fine sarà tragica. Alleluia! Ma la parola del Signore dice che noi dobbiamo consegnare i nostri piani al Signore, che noi dobbiamo consegnare il nostro futuro al Signore, che noi dobbiamo consegnare la nostra vita al Signore. Tu hai già consegnato la tua vita al Signore Gesù Cristo? Tu hai già reso Lui governatore della tua vita, della tua casa, delle tue finanze, dei tuoi progetti, di quel figlio ribelle, di quel marito, di quella moglie. Tu hai già reso il Signore di tutte le tue cose, di tutta la tua vita? Alleluia. La parola del Signore ci parla. Ci parla forte, dicendo che il Signore al suo trono di gloria è scelso fin dal principio, è il logo del nostro santuario. Lui è la speranza di Israele, è Lui la nostra speranza, fratelli. E benedetto l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno. C'era una differenza
C'era una differenza e la parola dice questa differenza. Mardocheu era um uomo que temeva al Signore. E quando ha levato Esther nel timore del Signore. È buono temere al Signore. Il saggio dice che il principio della saggezza è il timore all'Eterno. Carissimi, tu non sai cosa il Signore ha preparato per te. È inutile che tu ti consegni ai dolori, all'amarezza che esiste nel tuo cuore, è inutile. Se tu appartieni al Signore, è inutile. Lascia questo per il mondo che non ha speranza, il mondo che non ha gioia, il mondo che non ha la pace. Tu invece, come dice agli Ebrei, capitolo 10, alleluia, capitolo 10, versetto 39, la parola del Signore ci parla così, che noi siamo diversi, alleluia. Noi non siamo come quelli che camminano per la perdizione, no? La parola dice, ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro a loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. Alleluia! Gloria! Vale a pena restare saldo. Vale a pena perché Dio sa muovere l'impossibile. Dio sa muovere. La parola del Signore dice nel libro di Daniele, del profeta Daniele, alleluia, libro del profeta Daniele, capitolo 2, profeta Daniele, capitolo 2, la parola ci dice così, versetto 21, Egli muta i tempi e le stagioni, depone i re e li innalza, dà la sapienza ai savi e la conoscenza a quelli che hanno intendimento. Egli rivela, versetto 22, egli rivela, alleluia, le cose profonde e segrete, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora con lui. Tu puoi dire amen? Gloria a Dio. Tu puoi dire amen? Alleluia. Dio sa muovere. Dio sa muovere ogni cosa. Molte volte noi pensiamo che, ma sai, quel sistema, quella situazione, quel governo. Fratelli miei, continuiamo a leggere. Dio ha mosso un regno per fare entrare Ester nella corte reale per favorire un popolo che lui ama. Adarashere minivia subria, gloria! Dio ti ama. Ecco, Dio ama quest'opera. Dio ama la missione. Tu ami ciò che Dio ama? Alleluia! Se tu ami ciò che Dio ama, tu farai parte di questo movimento. Ma se tu non ami ciò che Dio ama, Dio rimuoverà. Perché Dio rimuoverà dalla strada chi è impedimento, perché il suo proposito sia compiuto.
perché la sua gloria sia esparsa e perché il suo nome sia glorificato. Alleluia! E Dio ha mosso un regno e ha messo una persona che amava Dio. A volte noi pensiamo che una persona per fare qualcosa deve prima avere la responsabilità, l'incarico. No. Dio ha impegno con chi si impegna con Lui. Con chi ha impegno con Lui. Ci sono molte persone che vogliono gloria di Dio, che vogliono essere partecipi nei movimenti di Dio, ma non si impegna con Dio. Non ha impegno con Dio. Qual è il suo impegno? È superficiale. Allora come tu vuoi che Dio abbia un impegno profondo con te, se tu hai un impegno superficiale? La casa di Mardocheo, nonostante viveva una crisi economica, sociale, perché c'era una guerra in corso, erano esilati, una crisi familiare, perché in quella guerra loro avevano perso i familiari, i cari suoi. Loro servivano al Signore. Molte volte noi diamo scuse e vogliamo molte volte dire che noi siamo così, abbiamo questo problema, abbiamo questa difficoltà, vogliamo sempre metterci come necessitati, come bisognosi, dando le nostre scuse. Ma io voglio dire, tu vuoi essere partecipe delle cose di Dio, ma tu sei pronto per quando Dio muoverà le cose? Oh, quando l'ordine del re e il suo editto furono divulgati, e molti fanciulli, versetto 8 del capitolo 2 di Este, e molti fanciulle furono radunate nella cittadella di Susa sotto la sorveglianza di Egai, anche Ester fu condotta nel palazzo del re sotto la sorveglianza di Egai, guardiano delle donne. Io domando, chi è con noi stamattina? C'è la missionaria Jamile. Tu sei pronta? Tu sei pronta per quando Dio muoverà le cose? Tu sei pronta? Chi c'è più? Mettete qua il vostro nome, lasciate un commento, condividete questa diretta, lasciate tu mi piace, partecipate, noi siamo nella stanza di preghiera, anche se non siamo nello stesso spazio fisico, siamo nello stesso spazio spirituale. Anche se non siamo nello stesso spazio fisico, siamo tutti nello stesso spazio spirituale. Siamo nella stanza della preghiera. Io domando, tu sei pronta? Jamile, tu sei pronta? Chi è più qua con noi? Vai, lascia qui il tuo commento. Metti la mano così, eccomi qua, Signore, sono pronto, sono pronta. Tua casa è pronta? Perché Dio vuole onorare te. Dio vuole onorare la tua famiglia. Dio vuole onorare la tua vita, la tua discendenza. Ma tu sei pronto per questa grande benedizione? E la Bibbia dice che Este era pronta.
non era pronta da sé, era pronta nella dipendenza di Dio, aveva già reso tutto al Signore. La fanciulla gli piacque e si guadagnò il suo favore. Così egli si affrettò a darle gli unguenti per la purificazione e il suo vito. Inoltre le diede 7 ancelle scelte nel palazzo del re e la spostò assieme alle sue ancelle nell'appartamento migliore nella casa delle donne. Guarda, una benedizione. La fanciulla gli piacque e si guadagnò il suo favore. Così egli si affrettò a darle gli unguenti, olio, profumi, per la purificazione, il suo vito è il suo sostegno. Che Dio grande. Tu sei una persona che gradisce il Signore? E come pastore faccio per piacere il Signore? La Bibbia dice che senza fede nessuno piacerà Dio. Il modo di piacere Dio è avendo fede in Lui. Gloria al Signore. Gloria al Signore. Lei ha guadagnato il suo favore. Ci sono persone stamattina in questa diretta, in questa live, in questo streaming, che stanno acquirendo il favore del Signore. Sa perché? Perché Dio vede ciò che io non vedo. Dio sa ciò che io non lo so. Perché io conosco l'apparenza, un momento, ma sa chi conosce davvero le persone? Dio. Dio conosce le persone. Geremia, capitolo 17. Prendi la parola, ricevi la parola. Stamattina Dio sta mandando la parola. Capitolo 17, versetto 9. Dice: il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, è insanabilmente malato. Chi lo può conoscere? La risposta. Versetto 10. Io. Chi lo può conoscere? Versetto 10. Dio parla. Io, l'Eterno, investigo il cuore, provo le reni per rendere a ciascuno secondo le sue vie, secondo il frutto delle sue azioni. Dio vede o non vede? Dio ti sta vedendo, sta investigando. Lui conosce per rendere, per retribuire. Dio non è un Dio ingiusto. E lei ha ricevuto il favore, ha ricevuto unguenti, ha ricevuto il suo vito e inoltre le diedi 7 ancelle. Alleluia. Io ho una parola profetica per la tua vita stamattina. Gloria! Dio sta mandando rinforzo, aiuto, sostegno spirituale, companhia. Dio sta mandando companhia efficace, sincera. Alleluia. Esther poteva dire: io sarò sola. No, tu non sei solo e non rimarrai sola. La parola del Signore dice che non solo il vito, sarebbe molto sufficiente se Hegai avesse dato a Esther unguenti e il suo vito. Noi, fratelli, siamo grati a Dio perché ci ha dato già l'aria, la vita, ci ha dato la salvezza, ma ci sono cose che Dio sta provvedendo stamattina che va oltre il necessario.
Ci sono cose che Dio sta provvedendo stamattina che va oltre il normale. Sono dettagli. Dio sta provvedendo cose che tu hai tolto del tuo elenco dicendo, sai, non ho bisogno di questo, questo è in più, una cosa in più. Io toglierò del mio elenco, basta che Dio mi dia remiccia subria. Basta che Dio mi dia solo questo. Se Lui mi dà solo questo, vedi, mi provvede sempre da mangiare, non mi manca mai nulla. Se mi dà la salute, no, preparati per le sorprese di vittoria di Dio, perché Dio sta curando anche le tue emozioni. Dio sta curando i tuoi sogni di bambini, che a volte noi pensavamo, quando crescerò vorrei avere questo. Ma ora con la nostra realtà noi diciamo, sai, se Dio mi dà questo basta. No. Lui sta considerando la tua fedeltà, che tu lo gradisce con la tua fede, con la tua dipendenza, con la tua totale consegna. Stamattina sta scendendo una consolazione dello Spirito Santo per la tua anima, per il tuo cuore. Il Signore sta parlando con te e sta dicendo le cose non rimarranno come stanno, perché io sto muovendo nello spirituale e nello spirituale sto generando nel campo fisico, naturale, umano, per benedirti e per aggiungere ancora cose che tu hai tolto dalla tua lista, del tuo elenco, perché Dio ti sorprenderà. Tu puoi dire amen stamattina? Dio ti sorprenderà. Scrive amen. Aiutami, venite con me in questa mattina nella preghiera, non mi lasciate solo. Condividete, parlate, coinvolgetevi in questa preghiera. È il nostro momento con il Signore. La Bibbia dice che il re ha dato 7 ancelli, 7 ragazze, perché fosse lì compagne di Ester. Nel versetto 10 dice: Ester non aveva fatto sapere nulla né del suo popolo né del suo paese d'origine, perché Mardocheo le aveva ordinato di non dirlo. Mardocheo tutti i giorni passeggiava davanti al cortile della casa delle donne per sapere come stava Ester e che cosa si faceva di lei. Quando veniva il turno per ciascuna fanciulla di entrare dal re Assuero, dopo che erano terminati per lei 12 mesi di preparazione, secondo i regolamenti delle donne, perché così erano completati i giorni della loro purificazione, 6 mesi per ungersi con olio di mirra e 6 mesi con aromi e unguenti per la purificazione delle donne. La fanciulla andava dal re, le si permetteva di portare con sé dalla casa delle donne al palazzo del re tutto quello che chiedeva. Tu stai sopportando il processo? 6 mesi con mirra, per ungersi con mirra, con olio di mirra, e 6 mesi con aromi e unguenti per la purificazione. 6 mesi, un processo che loro dovevano affrontare. Tu stai sopportando il processo, ma sa qual è la risposta del processo? L'ultima parte del versetto 12. Le si permetteva di portare con sé dalla casa delle donne al palazzo del re tutto quello che chiedeva. Tutto quello che chiedeva. Sopporta il processo perché
Dio está dando crescita, domínio, perché molte volte nostro dominio è poco, abbiamo solo quel dominio, un perimetro corto. Mi fa ricordare adesso la parola di Giobbe 14 che dice: l'uomo nato da donna ha i suoi giorni pochi e corti, ma la parola qua dice che lei portava con sé tutto quello che chiedeva. Dio, in mezzo alla nostra naturalità, noi siamo persone naturali, Dio ci sta dando una amplitudine, un perimetro più grande, perché stiamo resistendo al processo. Resiliência è la parola. Resilienza. Resiste al processo, resiste al momento, al periodo. Versetto 17 per finire. Il re amò Ester più di tutte le altre donne, ed ella trovò grazia e favore ai suoi occhi, più di tutte le altre fanciulle. Così egli le pose in capo la corona reale e la fece regina al posto di Vasti. Tutto ha un inizio, un mezzo e una fine. E la tua fine, se tu sarai fedele al Signore, la fine di questa tua storia non rimarrà com'è adesso. Perché il re amò Ester, quel re era Assuero, ma qui è il Signore. Gesù ti ama, perché tu ami ciò che Lui ama. Che Dio ti benedica. Alleluia! Missionaria Lia, un abbraccio. Chi c'è con noi? Vediamo chi c'è. Vorrei salutare ognuno per il nome. Vediamo. Avete ricevuto la parola? Coraggio, forza, perché il re ti ama. Il re ti ama. E tu hai acquistato il favore, la grazia ai suoi occhi, più di tutti altri. Guarda che forte questa parola stamattina. Cari miei, mettete qua vostro nome, vostro commento, vorrei vedere i commenti di tutti. Ho già salutato la missionaria Jamile, c'è la missionaria Lia, vediamo chi c'è per finire con una preghiera stamattina. Oggi io ho saltato tante cose, non ho detto chi sono, mamma mia, ma sapete chi sono? Io sono una voce che urla nel deserto. Io sono il pastore Victor Lopes delle Shea Adamiti, pastore delle Shea Adamiti in Italia, e vorrei mandare un abbraccio a tutti i miei fratelli di Shea Adamiti in Italia e anche i miei amici fratelli d'Italia, dal nord al sud d'Italia. Un abbraccio grande, 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 che Dio vi benedica abbondantemente. Vi saluto, vi abbraccio, che il Signore vi benedica, vi dia grazia, forza. Fratelli pastori, missionari, operai, predicatori, tutti che sono impegnati nella casa del Signore, un abbraccio grande. Tu che sei un cristiano, tu che sei uno che partecipi al progetto Non Sei Solo, fratelli, preghiamo per i nostri cari amici e volontari del progetto Non Sei Solo. Noi abbiamo 21 volontari nel nostro progetto in tutta l'Italia e preghiamo per queste persone perché il Signore possa dare a loro forza, grazia, una copertura spirituale a queste persone, perché il progetto Non Sei Solo è un progetto missionario, evangelistico, di assistenza socioculturale
alle persone in disagio, che si trovano in disagio sia emozionale, economico, e noi siamo qua per aiutare dal bambino all'anziano. Quindi nostro proposito è portare l'amore di Dio, che è Gesù Cristo, ai cuori di tutte le persone, perché non è soltanto di pane che vivrà l'uomo, ma di tutta la parola che esce dalla bocca di Dio. Quindi questo progetto, ci sono 21 collaboratori che partecipano direttamente nell'assistenza e nell'evangelizzazione di queste persone. Che il Signore benedica tutti i miei fratelli che collaborano con il progetto Non Sei Solo, che sono partecipi del progetto. Se non seguiteci ancora, seguiteci su questo. Vorrei chiedervi di seguire su social della Chiesa, e se tu vuoi anche, io non posso partecipare presenzialmente del progetto Non Sei Solo, ma voglio voglio partecipare di qualche modo. Tu puoi pregare con noi per questo progetto e tu puoi pure contribuire con questo progetto. Quest'anno abbiamo la campagna missionaria 2025, che è la ristrutturazione del palazzo a Monticerboli, quel palazzo che sarà una casa d'accoglienza e servirà alla missione delle Adamiti per la crescita del Vangelo e del nome del Signore, per lo svolgimento del progetto Non Sei Solo del Vivaio Missionário. Dio benedica tutti i miei fratelli che contribuiscono. Vorrei mandare un abbraccio al fratello Marco di Spagna. Lui ci vede sempre su social. Io vorrei mandare questo abbraccio a Marco, che ogni mese manda la sua goccia d'amore, la sua offerta missionaria. Grazie Marco, e a tutti i miei fratelli che tante volte non so perché non posso sapere, ma potete mandare anche su WhatsApp la vostra richiesta di preghiera. Se tu vuoi essere partecipe di questo progetto, puoi dire voglio partecipare, come faccio? E noi mandiamo tutte le informazioni. Preghiamo, fratelli, preghiamo perché il Signore è la nostra forza. Preghiamo per i nostri fratelli che partecipano, che collaborano con questo progetto Non Sei Solo, per il vivaio missionario. Ecco, vorrei invitarvi a avere un'esperienza profonda con i Vangeli. Da 3 febbraio inizieremo il nostro corso di immersione ai Vangeli. Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Noi avremo un anno completo di immersione ai Vangeli, perché possiamo imparare, approfondire, ricevere, rinnovare. Ah, ma io ho già studiato. Allora rinnoviamo, facciamo un rinnovamento, perché è sempre buono, è sempre importante studiare. Anche se abbiamo già studiato, dobbiamo rinnovare. Quindi vorrei invitare a tutti, questa lezione sarà sulla piattaforma online e ci collegheremo, e ogni lunedì avremo questa lezione online in questa piattaforma. Tu devi fare la tua iscrizione subito, perché tu non puoi restare fuori di questo progetto. Certamente arricchirà molto la tua vita spirituale e alla fine tu avrai un guadagno
molto grande per la tua vita, sia personale come per il tuo ministero che il Signore ti ha affidato. Ok? Manda una richiesta su questo WhatsApp dicendo: voglio partecipare del corso di immersione ai Vangeli. Così tu ricevi tutte le coordinate di come partecipare. Preghiamo al Signore, se avete una richiesta specifica fatela, così possiamo condividerla insieme, perché la Bibbia dice di comunicare le nostre necessità ai santi. E quindi preghiamo uni per gli altri. Seguiteci anche su social C'è Adamiti Settore 01, C'è Adamiti Settore 02, C'è Adamiti Settore 03. Tu che hai Instagram e anche Facebook potete cercare questi indirizzi, questi profili. C'è Adamiti Settore 01, C'è Adamiti Settore 02, C'è Adamiti Settore 03. La provincia di Firenze, Pisa e Verona. Un saluto ai nostri missionari. Che Dio vi benedica nel nome di Gesù. Preghiamo in nome di Gesù. Padre, siamo qua stamattina e vogliamo ringraziarti di questa parola che ci hai dato. Questa parola di incoraggiamento, di forza, di rinnovamento, di spinta. Questa parola che ci fa pensare se siamo pronti alla benedizione. Noi chiediamo tanto di ricevere, dacci Signore, ma siamo pronti, abbiamo i cesti sufficienti, le nostre reti sono rinforzate per quando avrà la moltiplicazione dei pesci, per quando noi siamo abituati a avere solo delusione, la nostra rete sarà pronta per quando il Signore ordinerà di lanciarla dall'altra parte. Oh Signore, ti prego stamattina, nel nome di Gesù, che tu possa aiutarci a essere pronti, Signore, perché possiamo vivere la completezza della tua grazia, del tuo miracolo, della tua benedizione. Molte volte noi viviamo in un perimetro stretto perché non ci fidiamo della tua benedizione, della tua grandezza, della tua potenza. Non ci arrendiamo al completo a te. Siamo ancora presi dallo spavento, dalla paura, dalle notizie che ci sono in questo mondo, perché c'è un nuovo presidente, c'è una nuova politica, c'è un nuovo questo, un nuovo quell'altro, ma Dio è lo stesso. Sta scritto nella sua parola, perché io l'Eterno non cambio, io sono lo stesso. La parola dice, Paolo dice, lui era, è e sempre sarà. Alleluia. Alleluia. Signore, che possiamo stamattina arrenderci per completo, al completo a te. Non solo la nostra vita, ma arrendere la nostra famiglia. Proclamare sulla nostra casa, dicendo: io e la mia casa serviremo all'Eterno. Mandare via gli idoli, le pratiche peccaminose, purificarsi. Signore, che possiamo purificarci come Ester si è purificata per entrare alla presenza del Re. Ha sopportato il processo, ha sopportato tutte le cose che doveva passare, 6 mesi di purificazione con mirra e altri 6 mesi con profumi, Signore. Ma la tua parola dice nel versetto 17 che lei ha acquisito il favore del Re, la grazia del Re. Di che vale l'uomo avere il favore delle persone se non ha il favore del Re dei Re? Di che vale l'uomo essere una persona cara? È importante che sia una persona gradita nel comune dove abita, nella casa dove abita,
nella chiesa dove congrega, ma soprattutto, Signore, sia gradita a te. Soprattutto sia una persona che tu ami, che ami ciò che tu ami, Signore, che ama ciò che tu ami, una persona che ama ciò che tu ami, Signore. Oh Signore, muovi oggi questo tempo di crisi che viviamo, muovi le persone, muovi le sedie importanti, muovi, Signore, i nomi importanti, muovi, Signore, perché tu puoi tutto. Niente è impossibile a te, Signore. Ah, Gesù, tu sei il nostro Signore. Abbiamo reso la nostra vita a te. Abbiamo donato, abbiamo restituito, abbiamo consacrato la nostra vita a te. Quando abbiamo creduto che tu sei la risposta sufficiente di Dio per il mondo, per me in particolare, personalmente. Gesù Cristo, Signore della mia anima, della mia vita, Salvatore, ti prego stamattina che il tuo Spirito Santo ci conduca, ci dia il suo frutto, facendo che ognuno di noi, che ciascuno di noi generi il frutto dello Spirito Santo. Perché è il frutto dello Spirito Santo che ci farà arrivare davanti al Re e acquisire il suo favore e la sua grazia. Signore, ti prego stamattina che tuo Spirito lavori in ogni testa, ogni mente, che tuo Spirito lavori in ogni cuore. Ci sono cuori chiusi, rigidi, duri, come sasso impenetrabile, come una rocha che noi diciamo è impossibile penetrare. Oh Signore, noi stamattina innalziamo questa preghiera e vogliamo glorificare il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Oh Signore, ti prego che tutta la terra possa vedere il tuo favore, la tua grazia, possa vivere la tua grazia, che le famiglie possano avere questa gioia, la pace, possa sentire il tuo amore. Manda via Satana, Signore, l'oppressore che tante volte vuole farci inciampare la nostra vita spirituale, ci coinvolgendo con questo mondo, ma togli, Signore, da noi ciò che non ti piace. Ci purifica i nostri cuori, Signore, ci dà umiltà. Signore, ci dà umiltà, Signore.
perché possiamo capire che tu sei l'unico, che tu hai il controllo di ogni cosa, che noi non possiamo fare nulla senza di te. Ci dà, Signore, l'umiltà per capire che abbiamo bisogno di te. Quando molte volte noi, Signore, ci sentiamo autosufficienti, quando molte volte pensiamo, io non ho bisogno di questo, io non ho bisogno di quell'altro, la mano che dice non ho bisogno del piede. Non esiste una formula, Signore. Non esiste una formula per acquisire il tuo favore, esiste uno che si arrende a te e che consegna la sua vita per completo a te. È vero che le persone si avvicinano perché vogliono il tuo favore, vogliono una soluzione, ma non vogliono un'appartenenza. Oh Signore, quando Adamo ha peccato, non ha pensato che aveva perso il rapporto con te. Non ha potuto considerare quella grande perdita. Molte volte noi, Signore, consideriamo le perdite fisiche. Piangiamo, Signore, una perdita fisica, materiale. Ma la tua parola dice che pianga il sacerdote fra la tenda e l'altare. Perché devi piangere? Perché il peccato allontana l'uomo da Dio. E l'uomo nel peccato non riesce ad avere un rapporto con Dio. Signore, ti prego che questa persona che ci sta seguendo stamattina, che io che sono qui stamattina in questa stanza fisica, ma unito nel tuo corpo, perché faccio parte del tuo corpo e come corpo siamo uniti, siamo legati e siamo uno in te. Ti prego per mio fratello, per la mia sorella, che questo, che lui, che lei non perda il rapporto con te. E se ha perso, e se per caso ha perso, che possa riacquisire tramite la confessione dei suoi peccati e un cuore umile, perché c'è una cosa che Dio non resiste, è un cuore umile. Oh Signore, tu sei grande per operare, tu sei grande per fare molto di più di ciò che noi chiediamo e pensiamo, ma non siamo qui oggi per chiederti, dacci Signore questo che abbiamo bisogno, perché tu conosci ogni nostra necessità. La tua parola dice che tu conosci gli uccelli, i gigli, lo sai la loro necessità e quindi
Certamente conosci le nostre necessità, ma la mia richiesta oggi, Signore, è perché io possa essere intimo tuo, partecipi nel tuo regno e che tu sia il mio amico e io tuo amico, che tu sia il mio Signore e io tuo servo, che tu sia il mio Padre e io tuo Figlio. Nel nome di Gesù. Ti prego e voglio coprire in preghiera, chiedendo la tua grazia su ogni collaboratore di questa missione. Ai nostri missionari che hanno abbandonato il loro progetto di vita. Non sto dicendo un piccolo progetto, un progetto econômico. Io sto parlando di un progetto di vita. Perché fare missionário è abbandonare un progetto di vita e abbandonarsi al Signore dicendo: Signore, guida di ora in poi, sei tu che scriverai, che farai. Io vorrei pregare per questi miei fratelli missionari di Shea Damit e anche quelli che non sono di Shea Damit, per i pastori che affrontano una crisi, che viviamo in un tempo di crisi, siamo in un tempo, noi siamo la generazione che stiamo affrontando questo tempo. Magari la generazione scorsa ha affrontato un tempo di guerra, la seconda guerra, quell'altra la prima guerra, e tanti altri hanno affrontato i momenti dei secoli, delle generazioni. Ma a noi, Signore, tu ci hai dato di vivere questo tempo, questo momento. E ti prego che come gli apostoli, come i servi tuoi, come i profeti, come i tuoi fratelli, come Maria, la tua mamma, ti hanno servito. Io ti prego, Signore, che noi possiamo avere questa consapevolezza, perché siamo consapevoli che tu sei e non c'è altro oltre te. Il tuo nome è al di sopra ogni nome e tu sei sufficiente, non hai bisogno d'aiuto, non hai bisogno di una mano, tu sei sufficiente, Signore Gesù. E ti prego di aiutare questi miei fratelli missionari, Marco, Denisa, suo figlio Enea, Jamili, la Carminha. Ti prego, Signore, per la missionaria Lia, per Davide. Ti prego, Signore, per missionário Giovanni, missionária Dariana, per me, per la missionária Priscilla. Ti prego per ogni collaboratore del progetto Non Sei Solo, per gli alunni del vivaio missionario. Signore, vorrei coprire queste persone con questa preghiera, chiedendoti il tuo favore, la tua grazia. Perché quando Paulo stava affrontando quel momento difficile della sua vita, che sentiva pungere quello spino nella sua carne, che ha pregato, e la risposta è stata: la mia grazia ti basta. Signore, ti prego di ciò che tu non vuoi rimuovere, dalla grazia perché possiamo sopportare.
Nel nome di Gesù, Padre. Ti prego esta mattina. Ti chiedo, Signore, per ogni assistito, ogni persona che viene assistita da questo progetto missionario, per le persone che vengono evangelizzate per la strada, nelle case, negli incontri, nelle riunioni, per i neofiti, per le famiglie che si impegnano nella tua opera, che sono appena arrivati in chiesa, nella comunità. Nel nome di Gesù, Signore, ti prego per ogni parte della tua chiesa, i bambini, gli adolescenti, i giovani, le donne, gli uomini, le coppie, gli anziani, per i ministeri, Signore, per i gruppi di lodi, per i cori, che tutti noi possiamo avere uno unico obiettivo: glorificare te, proclamare te, portare te alle persone. Benedice questo progetto missionario 2025 di ristrutturazione del palazzo a Monticello. Ognuno che ha preso il suo raccoglitore, Signore, che tu possa dare a ognuno, ricordare, Spirito Santo ricorda il loro impegno. Benedice il tuo popolo, Signore, perché tu sei la vittoria della tua Chiesa, del tuo popolo, perché sei tu che sei morto per noi. Paolo non è morto per noi, Pietro non è stato morto per noi, gli angeli non sono morti per noi, Giuseppe, Maria, nessuno è morto per noi, ma tu sei morto per noi. Tu hai dato la tua vita per la nostra vita, per il riscatto della nostra vita. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Ti prego di provvedere, di benedire, di fare sufficiente, di moltiplicare, perché molte volte, Signore, noi siamo nella condizione di 5 pani e 2 pesci, ma quando consacriamo a te, quando consegniamo a te, quando noi diamo a te, Signore, questo moltiplica e diventa sufficiente per una folla, per 5.000 uomini. Ti prego, nel nome di Gesù, che tu possa benedire i miei fratelli, perché il mondo non ha voglia di sostenere la causa missionaria, l'evangelizzazione dei popoli, delle nazioni. Ma il tuo popolo sa, considera e vuole avere impegno con il sostegno della causa missionaria, dell'evangelizzazione. Quindi, Padre, ti prego per questa famiglia che è fedele ogni mese nel sostegno, che nel suo poco, nella sua condizione, in quello che tu dai, perché non dirò poco, dirò sufficiente. Satana vuole che noi diciamo poco, ma Signore, la tua benedizione non è poca, è sufficiente, perché tu ci basti. Alleluia. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen. Alleluia, amen. Dio vi benedica, che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio, nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo siano con tutti noi oggi, domani
e per sempre. Noi diciamo amen. Dio vi benedica, vi auguro un fine di settimana benedetto e martedì, volendo il Signore, torniamo con la preghiera del mattino. Ciao a tutti, lasciate mi piace, non dimenticare, mi piace. Dio vi benedica. Perfetta grazia, che dolce suono ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. E come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor, benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo è la mia protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. E come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor, perfetta grazia, che dolce viso, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi liberò, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. E come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. E come un fiume di vero
salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo. La grazia sua mi riscattò da tutte le paure. Che prezioso fu il momento in cui credetti in Lui. Mi liberò, mi ha salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Benedizioni Lui mi promise, sicuro in Lui io sono. Il mio scudo è la mia protezione, fin quando io vivrò. Mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. Perfetta grazia che dolce il sol, che ha salvato me. Io ero perso, ma mi salvò. Ero cieco e oggi io vedo, mi libero, mi ho salvato dalle catene, mi riscattò. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia, eterno amor. È come un fiume di vero amor, grandiosa grazia,